Doveva essere la partita della salvezza diretta matematica per la Folgore, che invece dovrà ancora aspettare per festeggiare il raggiungimento di un obiettivo che a un certo punto della stagione sembrava lontano. I rossoneri di mister Totò Brucoleri hanno ceduto infatti ieri l'intera posta in palio al redivivo Sant'Agata, che è riuscito a espugnare per 2-1 il Paolo Marino. La cronaca è la Folgore a passare in vantaggio già all'11° con Gimò, bravo a battere in uscita il portiere ospite dopo un traversone in aria. Passano 4 minuti e grazie a una disattenzione difensiva della difesa folgorina gli ospiti pervengono al pareggio. Bravo Barca a insaccare in rete in semirovesciata un cross dalla destra. 1-1 è tutto da rifare per la Folgore, che anzi al 34° va sotto. Il Sant'Agata parte in contropiede e Mandarano non perdona Maltese, battuto dall'avversario, che sigla così il gol del vantaggio per la sua squadra. Nel secondo tempo la Folgore prova ad acciuffare il pareggio, negato da pali e traverse. L'ultima occasione per i padroni di casa arriva in pieno recupero con Bengemia, ma è un palo a negare il gol del pareggio ai rossoneri. È chiaro che eravamo in vantaggio, potevamo chiudere la partita nel primo tempo, loro sono stati molto bravi, c'è stata una distrazione difensiva, abbiamo subito il pareggio, poi il 2-1 su una ripartenza, insomma siamo stati poco concentrati nel primo tempo nel reparto difensivo. Poi è stato un assedio vero e proprio, diciamo, pale, traverse, insomma, quando una giornata è storta, purtroppo bisogna rialzare la testa, imboccarsi le maniche e cercare in tutti i modi di poter vincere un'altra partita per dire che la matematica ci porta alla salvezza. È chiaro che oggi con questa sconfitta in casa ci siamo complicati la vita. Loro ci hanno messo tanta grande volontà, hanno cercato in tutti i modi di poterci arginare, soprattutto nelle fasce laterali, e che di conseguenza noi siamo stati poco lucidi. Poi la squadra è andata in svantaggio e che di conseguenza subentra anche un nervosismo. Però sono molto rammaricato perché abbiamo avuto tante palle gol, solo che siamo stati poco cinici sotto porta, e questo insomma la dice tutta sulla partita.